Ciao a tutti e grazie infinite per aver apprezzato il video precedente. Non mi aspettavo assolutamente tanti like così. In questo video volevo semplicemente farvi vedere un luogo dove porto a giocare mio figlio con il cane, un luogo favoloso. Poi invece mi sono imbattuto in una contrada abbandonata Figli, non da ne chissà vedo, quanto non vedo tempo. fili. Boh. Sì, è venuta giù tutta. È venuta giù tutta. Mamma mia. Buon video. Allora, mi incammino verso il luogo. Vado in bicicletta oggi, quindi in bicicletto invece che mi incammino. Questa contrada si chiama Cerati, una contrada bellissima. Bellissima proprio. Ciao Anita! Dogo canario. In posizione da guardia. Quella è Marana e questo è un corvo. Sapete che i corvi tirano giù le foiane? Si mettono in gruppo e le tirano giù. Pensate voi che bestie. Naso perché ci sono le mucche. Oh cara. Ciao mucche. Non sono proprio mai stato su di qua. Qui hanno le mucche. Meraviglia. Qui c'è la casa di un amico che ho conosciuto sabato scorso. Se vedi questo video, un abbraccio a te, alla moglie e al cane. Benvenuti in paradiso. Hai ragione. Sì. Bestia. Come salita è abbastanza infernale, devo dire. Sì, bella casa. Ecco, adesso su di qua. Occhio, vediamo un po'. Guardo. Oppa. Vediamo un po'. Sì, adesso proprio di qua. Che meraviglia. Che bel posto. Vediamo un po'. Se devo vedere queste case, ecco il abito del bianco. Deve essere proprio là. Tommaso, quando sarai un po' più grande, vedrai cosa fa il papà. Andiamo insieme. Eccola, eccola. Eccola. Ah sì, è totalmente abbandonata questa. Ok, diamo un occhio e poi ripartiamo per il nostro giretto. Tutto bagnato. Qui c'è una sorgente d'acqua. Figli, non ne vedo, non vedo fili. Boh. Sì, è venuta giù tutta. È venuta giù tutta. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia, che roba. È un peccato perché uno è pericolante, ma ci sono ancora robe dentro qua. Vediamo cosa si può vedere. Guardate un po'.
una vecchia tavola, una gabbia di canavini, caminetto c'è in tutte queste case qui. Non mi azzardo neanche a dare un occhio perché deve far paura, deve essere chiusa immagino, ma che è aperto, ma assolutamente pericolante. Ecco, andavano su per quella scala lì, pensatevi. Richiudiamo, guardate che roba. Che è venuta giù, è proprio crollata del tutto. E non erano piccole queste case, perché se guardate un po' la metratura in mezzo poi al bosco così, che ovviamente sta invadendo le case. Ah, che bello, le pinete sono le cose più belle che uno possa avere intorno. Qui io sto camminando sulle macerie in realtà, che dopo il terreno ha assestato. Guardate un po'. Qui. Scusa la certolina. Sta chiusa, sì. È meglio che non entri nessuno. Guardate che sono delle botti. Ma guardate che roba. Vediamo un po'. Questa è una contrada, parlo della luce. Ah, là c'è un'apertura, questo si fa. Diamo un occhio, dai. È il massimo che voglio fare, non di più, per rispetto, ma anche perché è pericoloso entrare qua, ragazzi. Ma non so neanche se si possa entrare di lì, perché sinceramente qui è l'apertura che avevo visto, eccola lì, ma bisogna passare in mezzo alle ortiche. No, non ne ho voglia, non mi va, ragazzi, mi spiace, non mi va. Guardate che marci che sono i travi che c'erano. Questo sta su con lo sputo, e quindi come tutto il resto evidentemente della struttura. Vabbè, è una bella contrada proprio, perché in questa posizione è una posizione dove uno vede un po' tutta la collina. Direi che potremmo alzare il drone e vedere cosa si vede da qui per farci un'idea di dov'è collocata, perché è un luogo veramente bellissimo questo. Dai che lo facciamo e poi proseguirò nel mio giro. Guardate la vegetazione che avvolge questa contrada. Queste sono le case che abbiamo detto. Adesso mi avvicino un po', vediamo se riesco a fare una cosa decente. Sì, sicuramente. Eccola lì, vedete un po'? Questa è la casa che avevamo visto prima. Mi alzo un attimo. Eccoli qua, signore e signori. Questa è la casa. Siamo un po' lateralmente. Ecco, mi interessava però, più di queste case abbandonate, capire il luogo dove si trovavano, dove viveva sta gente. Adesso guardate le piante che stanno dietro a questa casa. Mi allontano ancora un po' in modo da darvi un'idea. Guardate. Ecco. Guardate che in che posto meraviglioso. Questi stavano. Sento un elicottero, devo stare. Vabbè, sono qui attaccato.
mi sono assolutamente a norma con tutto. Ok, adesso mi sposto. E lì siamo Da venuti dove su siamo venuti? e vedete che non c'è più la strada. Vedete? Siamo venuti da qui per entrare. È rimasta la traccia praticamente. Mi pare di capire che ho delle piante davanti, quindi adesso ritornerò. Ah, ecco, guardate, guardate che meraviglia. Questa, da qui si vede molto bene. C'è la strada sotto, guardate. La strada e questa contrada messa lì a guardia un po' di tutti quanti. Meraviglioso. Questo è il punto che volevo vedere. Niente, volevo proprio vederla sta cosa. Adesso tiriamo giù il drone e torniamo qui. Se volete una panoramica un po' più distante, vi accontento. Ecco ragazzi, noi eravamo lì, siamo lì. Non è un elicottero questo che sento, ma è una macchina che taglia l'erba. Ok, atterriamo, avviciniamoci alla notevole velocità di 80 km/h. Ecco, questo è l'altro posto che volevo farvi vedere, perché c'è questo prato che è una cosa galattica. Cioè questo è proprio bellissimo. Adesso vi faccio vedere col drone dove ci troviamo. Là in fondo ci sono i Massignani, si vedono sti monti dietro, che è una cosa... E niente, volevo concludere questo video con magari con una vista dall'alto di questo paesaggio che è la fine del mondo. Ricordatevi il like, lo dicono tutti, lo dico anch'io. E ci vediamo alla prossima. Spero di vedervi tutti ancora. Grazie, grazie a tutti. Guarda che bella pelata.